Allora, sono in legalità Chia, questa è la spiaggia di supporto e adesso salgo su alla torre. Eccola là. Questa è la spiaggia di Sa Colonia. Che ha dei colori, mamma mia. Ecco la torre di Chia, non ci si può accedere, è una delle tante torri spagnole fatte costruire dagli spagnoli per difendersi dalle azioni di pirateria. Pescatori e laggiù si intravede il faro di Capo Spartimento. Si chiama la spiaggia di Campana Dune. Infatti ci sono le dune. Dalla sinistra della spiaggia si raggiunge la Cala del Morto. Questa è una piccola insenatura e qua dietro ci dovrebbe essere la caletta. Lì è la torre dove stavo prima, torre di Chia. Veramente un incanto. Io sono arrivata dall'altra spiaggia, da di là, e un po' di scogli, ma qua dietro ci dovrebbe essere anche il sentiero che è più interno, ma probabilmente più agevole da farsi un bagno. E infatti questo è il sentierino più interno, un paradiso tutto per me. Si rientra. Comunque inizia a fare veramente caldo, siamo a fine marzo, se inizia così l'estate promette bene. Speriamo che non sia come
quella dell'anno scorso, perché siamo morte. Questa spiaggia è veramente spettacolare, poi c'è questa sabbia fine, finissima. Porto Campana si chiama. Questo penso sia il periodo più bello per godersi ogni posto. Belle giornate, non fa troppo caldo, non c'è nessuno praticamente. Spettacolare. Poi l'estate diventa invivibile, non ci puoi andare, col camper non puoi andare di qua, di là. Invece adesso è molto più tollerante. Sto andando a Cala Cipulla a piedi e c'è un profumo di macchia mediterranea spettacolare, veramente rigenerante. Mi spiace solo che non ci sia la Franci. Salutiamo Franci. Ciao Franci, dai che presto tornerai a viaggiare. Ti rapisco. Wow. Buongiorno, bella giornata anche oggi, c'è un pochino più di vento. Stanotte ho dormito vicino Cala Cipulla, non sono arrivata proprio lì con il van, ma nella spiaggia precedente, non mi ricordo adesso come si chiama, anche perché sui cartelli c'è una scritta e su Google Maps c'era un'altra, vabbè. E adesso sto andando alla spiaggia di Sa Perdalonga. C'è un sentiero e si arriva facilmente. Eccola qui, purtroppo è piena di posidonie, vabbè, questo periodo penso sia normale. È carina. Laggiù c'è la torre di Capo Malfatano, dopo ci andiamo. Spiaggia di Tuerredda.